Peace is the essence of freedom. Chi era Vincenzo Russo? Vincenzo Russo nasce a Palma Campania il 16 giugno 1770. Laureato in medicina a Nola e in giurisprudenza a Napoli, aderì ai principi giacobini ed entrò nelle società segrete Club Rivoluzionario e Società Patriottica. In queste sedi egli evidenziò la necessità della lotta armata e rivoluzionaria da attuare contro lo Stato borbonico per dare potere e diritti ai più deboli. Nel periodo della Rivoluzione francese egli fu protagonista della vita culturale nella capitale, animando conferenze e scrivendo sui nuovi giornali. Russo fu tra coloro che spinsero i francesi a proclamare la Repubblica anche in Campania e nella neoproclamata Repubblica Napoletana egli collaborò al Monitore Napoletano, il giornale locale. La Repubblica aveva però i giorni contati. Le armate sanfediste passarono al contrattacco. Russo venne preso con le armi in mano il 13 giugno e giustiziato il 19 novembre 1799 a soli 29 anni. Venne infatti impiccato in piazza del Mercato a Napoli. Da quel momento egli divenne un martire del giacobismo italiano. Che cos'è la pace? La pace è una condizione sociale, relazionale, politica, per estensione anche personale, ovvero intraindividuale o eventualmente legata ad altri contesti, caratterizzata dalla presenza di condivisa armonia e contemporanea assenza di tensioni e conflitti. Perché è importante la pace? La pace è garante dell'armonia personale e sociale. Grazie a essa si crea l'ambiente ideale per prevenire la violenza e per favorire la risoluzione pacifica dei conflitti attraverso strumenti quali il dialogo. Che cosa ne pensiamo della pace? La celebre frase di Vincenzo Russo cita: "Un uomo può fare società, può convivere in amicizia con un altro uomo a qualsivoglia angolo della terra. Ogni uomo dunque lo può con ogni altro uomo e tutti gli uomini lo possono con tutti." Questa frase è simbolo di pace e unione tra i popoli e nel proprio significato racchiude la speranza di poter finalmente ottenere la tanto ambita pace e la solidarietà degli uni verso gli altri.